off, mi ha detto l'arbitro di darla a te dei premi. Ti giuro, mi faccio dall'Attolomeo e riporto quello che mi ha detto. Cioè, ieri c'erano 7 bambini, 7 ragazzi in bambini. 6. 5. Rispetto a ieri. Sì, va tutto. Rapido. Ciao grande. Siamo educati, oh. Noi salutiamo spesso. Amici sportivi, ben trovati allo stadio Giovanni Aloisio di Misilmeri. Comincia la serie finale la prima serie finale del secondo memorial dedicato a Carmelo Buongiorno. Oggi in campo i giovanissimi under 15, prima semifinale con Palermo e Team Calcio di fronte. In palio la finalissima, che per il Palermo sarebbe la seconda in altrettante edizioni. Ricordiamo lo scorso anno la vittoria in quel di Terrasini. Oggi si cambia location, ma sempre all'insegna del divertimento, all'insegna del calcio giovanile ai suoi massimi livelli, come del resto ci aveva abituato in questi anni Carmelo Buongiorno prima della sua scomparsa. Tanto le due squadre si salutano al bordo campo davanti alle due panchine. Squadre che si stanno schierando in campo. Vi preannuncio naturalmente al termine di questa gara anche la seconda semifinale andrà live sul nostro canale, quella tra Panormus e Terzo Tempo. Panormus che ha vinto il girone disputato sull'altro campo, quello del Biagio Conte di Marineo. Ricordo anche il terzo campo che verrà sfruttato per questa seconda edizione del Memorial Buongiorno, quello della Panormus. Poi le finali anche per la categoria allievi qui al Giovanni Aloisio di Misilmeri. Organizzazione la fotosportiva di Tony Bonuso, seconda edizione di questo Memorial che anche quest'anno ha visto grande partecipazione delle principali formazioni giovanili, nel caso del Palermo anche professionistiche di Palermo e della provincia. Siamo pronti per partire con il primo tempo. Mettetevi comodi allora per Palermo Team Calcio col primo pallone gestito, o almeno queste erano le intenzioni, dalla squadra guidata da mister Giovanni Sampino. Tante defezioni rispetto alla giornata di ieri, sentivo parlare anche prima, 5 assenze tra influenza, malanni di stagione, febbre, insomma ragazzi colpiti anche in questi ultimi giorni di 2023 da questa sindrome influenzale che sta colpendo molti anche da queste parti. Riparte dal fondo il Team Calcio, ricordo 2 frazioni da 25 minuti ciascuna. Tanto subito il Palermo che cerca di attaccare, recupera il pallone Ferraro che lancia in avanti a cercare Catanzaro che cerca di girarsi in mezzo a due, viene fermato, si continua.
poi Crocilla cerca di inserirsi, viene fermato anche lui, ancora Team Calcio che cerca di uscire palla al piede, chiusura però da parte della linea difensiva del Palermo che cerca allora di ripartire dalle retrovie. Finisce di scrivere. Metto giù, lavora Cristian, lavora! Bravo, va bella idea! Ancora qui la chiusura da parte della difesa rosanero con il lancio in avanti. Il cross messo al centro da Profeta, calcio d'angolo subito dopo 100 secondi, opportunità dalla bandierina, la prima per i ragazzi di mister Mazziotta. Tanto c'è un cane in campo. Questo è vostro, hai portato tu acqua. Cane che evidentemente avverte l'atmosfera festosa. Indugiamo su di lui perché è abbastanza divertente anche come immagine. Adesso va in panchina, la panchina del Palermo. Chi è? L'hai fatta apposta? Oh, ha visto che stava attaccando e poi si è dato il campo. Non battendo qua, se battendo un calcio d'angolo non ti distratti. Oh, fatti ora! Oh, immaginavo, non è ma chi lo deve far uscire? Oh, occhio Matteo! Senza lì, Matteo! Con questo invece di... Vabbè, arbitro, 0-0, arbitro, a posto, è finita la partita. Cosa Emilia? Che ogni partita caramella. Vediamo se Siamo fermi sul posto, muoviamoci. viene fatto uscire il cane, che di uscire non ne vuole proprio sapere. Capitano, stiamo fermi che c'è freddo. Muoviti. A ti. Ok, è uscito il cane, allora si torna a giocare questo piccolo intermezzo. Praticamente allo stesso tempo in cui si è giocato si è stati fermi per l'uscita per l'ingresso in campo del cane. Allora calcio d'angolo con Profeta, sono tutti a eccezione del portiere del Palermo Sciacca nella tre quarti della Team Calcio. Pallone messo in mezzo, colpo di testa e palo. Poi ancora il Palermo che attacca con questo pallone lungo, il palo lo ha colpito Ciulla, poi pallone che rimane lì rovesciato e palla che si perde fuori e Palermo subito pericoloso. Prima sortita offensiva, quarto minuto, il palo colpito non da Ciulla in realtà ma da Rizzuto e poi la rovesciata con la palla che si è persa fuori, tentata da Guarini, la maglia numero 16. E allora può andare dal fondo D'Aquila. Pronti a scappare. Mauri. Rinvio lungo a cercare ma non a trovare la testa di Fasone. C'è ancora Palermo che la gioca con Parisi. Vai, arbitro. Servito proprio Rizzuto che cerca di liberarsi per il tiro. Bloccando tempi D'Aquila. Mauri, antero posteriore. Già si era capito che giocava lui. Forte mano, Il lancio a cercare Spina. Capri. Poi l'uscita palla non perfetta da parte del Team Calcio che recupera su questo lancio sbagliato da Porcelli. Allora prova ad uscire ancora a cercare Fasone. Si tratta del numero 9 Balsano che va lungo, troppo lungo però per i compagni. Allora può gestire il pallone Sciacca senza grossi problemi. Lancio con la buona giocata di Parisi che riesce a portarla avanti. Poi la sponda imprecisa. E occhio alla ripartenza da parte del Team Calcio, improvvisa a cercare l'inserimento di Balsano, la palla di Catanzaro troppo lunga, era comunque fuori gioco del numero 9 in maglia bianca e blu. Capri, palla di qua, stringi. Marino. Alta! Il Calcio che cerca di chiudere, lo fa con un fallo però. Faticata. Fallo di Messina su Pellegrino. Cata.
punizione per la squadra di Maziotta. 6 minuti giocati, in realtà se ne sono giocati un paio in meno. Battuta in aria, colpo di tacco qui, attenzione, poi si accontenta del calcio d'angolo Rizzuto. Oh, Rambo stretto! Andrà ancora Profeta dalla bandierina, questa volta non sembrano esserci imprevisti, che se la porta del campo rimane aperta. Da qualche occhio in più a vigilare sulla situazione. Secondo angolo per il Palermo, lo batte Profeta. Pallone ancora lungo sul secondo palo, ancora a voto d'Aquila, questa volta nessuno ne approfitta, ma c'è Cataldi col controcross, colpo di testa, ancora palla che rimane lì, bravissimo d'Aquila. Molto bravo d'Aquila su Porcelli, in 2 tempi addirittura. E poi rilancia subito con le mani. Balsano, la prolunga. Anzi, in realtà si tratta di Catanzaro, Balsano il 9, Catanzaro il 10. L'1 invece ovviamente d'Aquila. Si prende questo pallone. Uno avanti, uno dietro. Gioca vicino. Quel lancio improvviso su Catanzaro. Catanzaro prova a far correre Balsano. Sterzata, conclusione col destro. Blocca Sciacca. Parisi, fermato col fallo. Ma subito va a chiedere scusa il numero 4 Crocilla. Battuta della punizione affidata a Madonia, lancio lungo intercettato, poi svetta Rizzuto. Parisi lancia verso l'area di rigore, colpo di testa a scavalcare, la palla sul palo. Secondo legno colpito dal Palermo in 8 minuti. Questa volta è il palo a negare il gol ai rosa, poi subito Catanzaro a cercare la corsa di Balsano, chiuso, però riesce a passare in qualche modo. Alla fine c'è recupera palla da parte di Trapani che non protegge l'uscita del portiere, sbaglia. Allora il tiro fuori di pochissimo da parte di Fasone, va vicino al gol, un calcio un po' distratto il Palermo, soprattutto in questa uscita palla, che ha rischiato di provocare il gol. Attacchiamo sta palla che è lunga. Allora Sciacca va a rinviare, colpo di testa di Catanzaro. Comunque nel giro di pochi secondi il palo di Parrino e l'occasione per Fasone, 2 numeri 18 ad un passo dalla rete per le rispettive squadre. Pallone lungo, cercata la corsa di Profeta, però non riesce ad arrivare sulla palla. Ora c'è il rinvio, cerca l'uscita palla a Spina, viene fermato senza fallo. Allora palla in avanti ancora a cercare Parrino, il controllo, cerca poi di scavalcare col pallonetto, pallone fuori. Sono già intanto pronte negli spogliatoi, pronte naturalmente prima a cambiarsi, prima di iniziare anche un piccolo riscaldamento. Panormus e terzo tempo. Ricordo anche quelle che sono le 8 formazioni che prenderanno parte al girone, ai 2 gironi del torneo riservato agli under 17, che sono Don Carlo Misilmeri, Academy Panormus, Concadoro Monreale, Team Calcio, Ciccio Galeoto, Gonzaga, Panormus e terzo tempo. Quindi anche qui folta rappresentanza non solo di squadre palermitane ma anche della provincia, come nel caso della Don Carlo Misilmeri, che ricordo ancora una volta ospiterà uno dei 2 gironi, l'altro si giocherà a Marineo e ospiterà soprattutto le finali, sempre in questo caso sabato 30 a partire dalle ore 9, prima semifinale, poi a seguire seconda semifinale, finalina, terzo e quarto posto, infine finalissima. Naturalmente alla presenza anche di alcune personalità del calcio giovanile palermitano e siciliano. Ma intanto occhio al terzo corner, siamo quasi a metà del primo tempo, sta per iniziare il 12° minuto. La battuta sempre di Profeta, questa volta primo palo Porcelli, fermato dall'intervento di Messina.
E quarto calcio d'angolo per il Palermo. Matti, sempre a primo, Matti! No, rimani fisso là, Matti! Rombo stretto! Sempre Catanzaro, sempre Profeta, Catanzaro il 10 dell'altra squadra. Ancora a vuoto d'Aquila, un po' in difficoltà su queste palle alte. Qui Palermo che non ne sta approfittando più di tanto su una delle 4 palle inattive. È arrivata la traversa. In su! Guarino rimani! Rimessa battuta con la palla subito recuperata al Palermo, che adesso ci prova con Porcelli, pallone dentro chiuso, spazza via la difesa bianca e blu, prova a riorganizzarsi il Palermo con questa palla alzata a campanile da Madonia. Finta qui il rilancio rischiando anche qualcosa Cataldi. In ogni caso è fallo laterale per il Palermo sullo sfondo, proprio dove è andato a recuperare la palla Cataldi. Vedete le coppe previste per le 4 partecipanti, ci sono anche dei trofei individuali come già successo lo scorso anno Guardatevi continuamente! per i capocannonieri, per il miglior portiere della competizione, miglior giocatore, oltre ovviamente al premio Fair Play, che è alla base di questi eventi prima ancora che il risultato sportivo. Qui intanto la giocata di Catanzaro che prova a passare, poi tocca ma subisce anche il fallo e allora punizione superata la metà del primo tempo, 13 minuti e 5 secondi sul cronometro. C'è questa punizione da 25 metri circa per il team calcio. Sulla palla si presenta David Catanzaro. Gabri, va in preventiva, Ciccio, vai al limite, a chi marchiamo? Sono solo 2, vai al limite, Andrea, bravo, vai al limite, lo sa. Fischia l'arbitro, la battuta di Catanzaro verso la porta, facile da addomesticare per Sciacca. Battuta lunga del portiere del Palermo, colpo di testa a metter fuori da parte del numero 5 Ferraro, poi in qualche modo Porcelli subisce fallo, calcio di punizione. Occhio che gioca, bravo Filippo, vieni Filo. Indicazioni costanti di mister Sampino, il quale tra le altre cose sa di non poter contare su una rosa molto lunga oggi, appena 2 effettivi in panchina per lui, e quindi anche la gestione dei cambi in questo senso sarà importante. Colpo di testa di Pellegrino, blocca D'Aquila, tra l'altro piccolo vantaggio per il team calcio sia in caso di vittoria che in caso di sconfitta. I ragazzi avranno almeno un'ora per riposare, in caso di vittoria e quindi passaggio in finale le ore di riposo saranno 2, quindi davvero sono ragazzi, hanno 15 anni, chi ha addirittura 14, quindi le energie non mancano, per è chiaro che stare 2 ore su un campo da calcio, seppur ancora peggio se consecutive, non è facile. Intanto altro fallo fischiato contro il team calcio. Capri, pronto a partire. Dentro. Battuta lunga, colpo di testa a tentare di mettere fuori da parte di Crocilla, che poi allontana con i piedi. Danilo, ma per te è tua tutta la vita. Ma c'è fuori gioco. Cambiamoci, qualcuno prendi tu e Guarino e di là. Veloce. Non devi cambiare. Battuta lunga da parte di D'Aquila, colpo di testa in anticipo. Poi arriva in qualche modo Profeta, che cerca di domesticarla anche in maniera elegante. C'è il pallone recuperato da Madonia.
Lo scambio con Porcelli, ancora Madonia che si inserisce, scivolata per cercare di servire Porcelli. Ancora Porcelli, si presenta davanti ad Aquila che si oppone, ma non basta. E allora vantaggio per il Palermo, il gol da parte di Porcelli che sfrutta il movimento. Tra l'altro bravi i compagni a non mettersi in traiettoria, c'erano due giocatori rosanero in fuorigioco. E allora 17° minuto, si sblocca la prima semifinale, si sblocca con la rete di Porcelli. Bravo anche il suo capitano, bravo anche Madonia con lo scambio stretto, poi anche con la scivolata ad anticipare l'avversario. Tu non c'è niente, colpa da me. Intanto il direttore di gara va a parlare con Crocilla. Sembra niente nervosia la partita, giochiamo. Tutto chiarito, si riprende a giocare. Da circa un minuto il Palermo è in vantaggio con il gol di Crocilla. Quando mancano 7 minuti, poco più, alla fine del primo tempo. Qui Catanzaro cerca di andare sul lato sinistro, inseguito da un paio di avversari, riesce a passare in qualche modo, arriva anche in area di rigore Catanzaro, c'è l'entrata da parte di Madonia. Tutto ok secondo il direttore di gara. Rimane a terra Catanzaro. Perché l'arbitro non capisce più niente. Lucilla, vieni, vieni un attimo. Manuel, prendi la televisione e giochiamo a pallone. Ok? Se vuoi. Ok, dai. Si rialza Catanzaro, un po' zoppicante. Reclamava l'intervento falloso da parte del capitano Madonia. Altre cose, era andato via bene a due avversari sulla fascia. Rinvio da parte di Sciacca, controlla in qualche modo il pallone Rizzuto, poi lo scarico indietro proprio per Madonia che va al lancio, palla intercettata dall'intervento di Ferraro, poi riesce a recuperare palla ancora il team calcio. Catanzaro cerca di premiare la corsa di Balsano, l'uscita ottima da parte di Sciacca, fallo laterale per un team calcio che sta cercando di raddrizzare la situazione proprio prima dell'intervallo. Qui il direttore di gara fischia contro Guarino. Calcio di punizione allora per il team calcio che manda 6 ragazzi dentro l'area di rigore. Palermo che si difende invece con 8 effettivi. Pallone verso l'area, l'uscita da parte di Sciacca, ma prima c'era stato un fallo. Gioca! Mi stanno facendo perdere un'ora qui! Fallo di Crocilla. Avanti l'uomo, Giovanni! Avanti l'uomo! Punizione per Sciacca, rilancio, ancora a cercare le lunghe leve di Parisi, colpo di testa, poi viene chiuso Profeta, perde però palla il team calcio, allora cerca di ripartire il Palermo. Qui buona l'entrata da parte di Ferraro, poi Spina cerca Crocilla, evita l'intervento di Madonia,
Ancora Crocilla che prende in controtempo Spina, allora alza il pressing il Palermo, riesce ad eluderlo in qualche modo con l'uscita palla di Piazza e poi la palla messa via dall'intervento di Guarino. La battuta del fallo laterale di testa Parisi, poi ancora Spina a metterla via, cerca di arrivare Balsano ma viene anticipato, poi buona qui l'uscita anche se l'intervento al piede non è perfetto da parte di Ferraro, cerca di proteggerla Balsano che la gira in avanti ma non la tiene in campo il numero 9 del team calcio a 3 minuti dal 25esimo. Però devi fare stare zitto con i ragazzi, giusto? No, con i ragazzi devono stare zitti. Ragazzi, sì. Aspetta, arbitro! No, mica gli dice cosa all'arbitro. Secondo! No, non lo so chi è stato, il ragazzino li deve toccare. Là. Silenzio! Dove andate? Madonia da Soterra a cercare e a trovare Rizzuto, spinge Rizzuto, poi allarga a Parisi a sinistra, Parisi se la porta sul destro, cerca di passare, viene chiuso da Spina. Quinto calcio d'angolo per il Palermo. L'angolo battuto da Profeta, allontanato, poi ancora un po' incerto d'Aquila sull'uscita, ma prova ad uscire palla al piede il team calcio, anche se qui c'è l'ottimo anticipo di Pellegrino, non supportato però dai compagni. Allora palla lunga per Balsano, in posizione regolare, buono anticipo da parte di Cataldi, ma ancora insiste la squadra di Sampino. Balsano fermato ancora una volta da Pellegrino in fallo laterale. Giocata sulla sinistra da parte del team calcio, poi in avanti il lancio di Ferraro. Buona qui la giocata al piede di Trapani, poi Crocilla in mezzo a due, è entrata sul pallone, poi cerca in qualche modo di recuperare palla ancora la squadra bianco-blu che si affida a Fasone. Fasone fermato dall'intervento di Madonia, fallo laterale team calcio, a terra Crocilla. Devi, attenzione, alzala te e non ha fischiato, che fai? Arbitro, faccia entrare il fisioterapista. Pozzo! Faccia entrare, arbitro! Però ha fatto bene questa cosa. Parliamo pure con i ragazzi. Anche l'intervento del fisio del Palermo a dare una mano, naturalmente in questi casi laddove c'è una società un po' più organizzata c'è sempre il supporto Intanto mancano pochi secondi al 25esimo, probabilmente il direttore di gara farà recuperare qualcosina, ma prima la ripresa del gioco con questo fallo laterale verso l'area di rigore. Catanzaro prova a passare, lo ferma Parisi, poi torna ancora il 10 sulla palla, Parisi ancora una volta a toccarla, nuovamente Catanzaro fermato dall'intervento da parte di Guarino. 4 minuti di recupero. Calma, ancora, cerca Devi. Porcelli, aiutami in cuore, Porcelli. Quindi si giocherà fino al 25esimo, fino al 29esimo. Catanzaro. Poi il cross di Fasone, che era però in fuorigioco secondo il direttore di gara. Siamoci a posto. Pellegrino! Up! Ok. Cata, battito, Cata! Capitano, veloce, capitano. Ale,
Perché non batti tu? Oh, qui. Vai. Sarà Cataldi a occuparsi della punizione. Il controllo da parte di Profeta, poi cerca l'inserimento senza successo. Colpo di testa di Spina, quello a prolungare, a cercare Crocilla, sempre di testa, poi Parisi, prolunga ancora. Altro colpo di testa a mettere fuori dalle parti di Porcelli. Porcelli affrontato e fermato, torna sul pallone, lo aiuta Rizzuto. Ora Rizzuto che appoggia su Madonia, poi Parisi cerca la traccia, la trova molto bene per Profeta, il cross col mancino, messo fuori dall'intervento di Piazza. Sesto calcio d'angolo per il Palermo a praticamente metà del recupero scaduto, 1 minuto e 45 giocati sui 4 concessi dal direttore di gara Catanzaro. Allora Profeta in mezzo, pallone che rimane in area, allontanato poi alla fine Pellegrino, controllo e tiro improvviso, bravissimo qui D'Aquila anche a tenerla in gioco, a gran tiro di Pellegrino. Tiro molto potente ma anche preciso, attenzione però al Palermo che prova a ripartire, la chiusura da parte di Piazza che esce palla al piede, evita la scivolata di Pellegrino, non però quella di Cataldi. Fallo laterale battuto dal team calcio, colpo di testa a prolungare e a cercare poi compagni in avanti. Catanzaro anticipato ancora in fallo laterale. Pallone giocato sulla sinistra da Messina, poi passaggio intercettato, prova ad uscire palla al piede con Pellegrino e il Palermo, lancio lungo, troppo lungo per Profeta. Allora rinvio da parte di D'Aquila, c'è solo Rizzuto che però buca. Fasone, pallone giocato sulla sinistra, l'anticipo su Catanzaro, ma ancora insiste il team calcio, ancora a cercare Catanzaro che tiene la palla in campo, riesce a saltare molto bene un avversario, viene affrontato dal secondo che commette fallo a giudizio dell'arbitro, fallo di Cataldi e punizione di fatto all'ultimo respiro del primo tempo. 28 e 38 sul cronometro. Andre, va in preventiva! Andre! Ok, a te! Sei qua con lui! Rota! Va a saltare! Prof, aiuta, ce l'hai più. C'è la battuta di Catanzaro, smanaccia Sciacca. Poi la conclusione, più di alleggerimento da parte di Piazza, anche per evitare guai. Finisce il primo tempo e si chiude con il Palermo in vantaggio per 1-0. Gol di Porcelli che porta negli spogliatoi con un gol di vantaggio la squadra guidata da mister Mazziotta. Non ha demeritato per il team calcio, ha giocato un buonissimo primo tempo, anche andato vicino al gol con Balsano. Ci fermiamo qualche minuto, restiamo naturalmente collegati dal Giovanni Aloisio di Misilmeri in attesa del secondo tempo tra Palermo e team calcio.
Entriamo qui dal Giovanni Aloisio di Misilmeri, secondo tempo in arrivo per Palermo e Team Calcio, prima semifinale della seconda edizione del Memorial Carmelo Bongiorno. 1-0 come potete vedere in sovraimpressione dopo i primi 29 minuti, perché c'è stato anche un lungo recupero, c'è stata anche un'invasione canina di campo nei primissimi minuti di gioco, ma c'è stato anche e soprattutto il gol di Porcelli che decide per il momento la prima semifinale. Ricordo, la seconda semifinale metterà di fronte Panormus e terzo tempo. Intanto c'è un fischio per un fuorigioco da parte di Parrino. Silenzio con l'arbitro. Lui ha ragione. Calcio di punizione battuto da Ferraro, cercato Catanzaro, poi colpo di testa di Pellegrino, alla fine risolve Porcelli che apre su Parisi però non controlla bene e viene fermato dall'intervento di Spina. Di testa ancora Pellegrino, nuovamente a cercare Profeta riesce a passare, tutto regolare nel contrasto con Ferraro che porta sul pallone. La sponda tentata da Filoreto, poi il tocco largo di Piazza su Spina, intercetta Rizzuto, però la palla finisce tra le braccia di D'Aquila. Intanto sta iniziando a far muovere i suoi due unici effettivi in panchina mister Sampino, si tratta del numero 15 Nicolosi e del numero 17 Composto. Tante assenze purtroppo in casa Team Calcio, già annoverate nel primo tempo, 5 ragazzi out tra influenza e altri malanni stagionali. Qui intanto chiusura in calcio d'angolo da parte di Piazza, e allora settimo tiro dalla bandierina per il Palermo che invece ha 9 effettivi in panchina. Vado in ordine numerico, si tratta di Patti, Ciulla, Calaiò, Flamia, Albanese, Caruso, Rizzo, Porcarelli e De Caro. La bandierina Profeta sempre col suo mancino, girata molto pericolosa, poi forse reclamano un tocco di mano i giocatori del Palermo che qui vanno vicino al 2-0 con il tiro mancino di Profeta. Palla che si è alzata sopra la traversa, prima c'era stato il tentativo da parte di Parrino, deviato forse con un braccio, non secondo il direttore di gara. Battuta lunga, qui riesce a controllarla in qualche modo Filoreto, poi lancio lungo, bucato qui dai centrali del Palermo, in particolare da Trapani, risolve in qualche modo Cataldi. Madonia, Parisi, mentre si affaccia anche il sole sul Misilmeri e Rizzuto porta sul pallone. Porcelli si libera di un avversario, poi palla in avanti a cercare, a trovare Profeta, arriva anche Pellegrino, bravissimo con l'uscita d'Aquila che rimane anche giù. Subito richiamata l'attenzione del direttore di gara che ferma il gioco, ma qui ancora una volta vicino al 2-0 il Palermo. Questa volta d'Aquila si è opposto molto bene a Pellegrino già nel primo tempo. Duello a distanza per il portiere del Team Calcio, è il 7 Rosa, con una conclusione da molto lontano che ha trovato la respinta in due tempi in realtà dell'estremo difensore. Intanto è andato di nuovo giù d'Aquila, è rimasto a terra Pellegrino, sicuramente una botta nell'uscita, uno scontro che ha portato entrambi ad avere conseguenze, per fortuna non sembrano gravi. Si rialza un po' più a fatica Pellegrino rispetto ad Aquila. E mentre inizia a muoversi qualcosa anche sulla panchina del Palermo, arrivano i due cambi, tutti e due insieme alla mezz'ora, quindi 20 minuti più recupero.
Entra 15. per Filippo. Nicolosi. Che numero sei? Nicolosi al posto di Fasone. Fili. Vieni. Dunque Nicolosi al posto di Fasone. Entra 15. Ed esce lui. Spazio anche per Composto. 17. Dani, che numero sei? Giocilla, in mezzo con Filoreto, siete due a centrocampo. Vai. Punta, via. Vieni, Quindi vieni, 17 per 7. là. Vieni, punta. Vieni. Rientra anche Pellegrino, quindi ristabilita la parità numerica. C'è pelle. Pallone lanciato male. Avanza Filoreto, Giocilla. Rimessa Stretto. Team Calcio con la sponda tentata da Balsano, allontanata dall'intervento da parte di Guarino. Poi Porcelli subito in partita Composto. Cercato l'altro subentrato Nicolosi che subisce il fallo di Madonnina. Tanto manovre di riscaldamento in corso per Panormus e terzo tempo, protagoniste subito dopo la fine di questa gara dell'altra semifinale, quindi chi vincerà questa gara, per il momento il Palermo, si metterà lì a seguire quale sarà un paio d'ore più tardi la finalista, anzi in realtà circa un'ora più tardi, l'altra finalista. Chi perde questa gara e chi perde anche la prossima subito in campo orientativamente alle ore 11 per la finalina. Terzo e quarto posto verranno comunque premiate tutte e quattro le squadre che si sono qualificate in semifinale. Le vedete sullo sfondo le coppe, come dicevo anche nel primo tempo, trofei per il miglior giocatore, per il capocannoniere, per il miglior portiere e naturalmente, forse il premio più importante, premio fair play. Manifestazioni del genere, sempre nel ricordo, sempre nell'idea di portare avanti i valori che il calcio giovanile dovrebbe sempre esprimere, oltre ovviamente al valore agonistico di crescita di questi ragazzi. Intanto Profeta spinge, palla larga per la corsa di Pellegrino che prova a calciare, ben indirizzata, non troppo, ma comunque sempre una spina nel fianco. Cristian Pellegrino. Già il terzo tentativo per lui in partita, il primo che non c'entra i pali o che comunque non impegna D'Aquila. H di Giovanni, poi ripasso dietro. Rizzo passo dietro. La battuta proprio da parte del portiere del Team Calcio, rizzuta in qualche modo, poi Profeta fermato, allora prova ad uscire palla al piede con Balsano il Team Calcio, chiusura di Trapani, poi prova ad arrivare in qualche modo, arriva Nicolosi, anche se ancora il Palermo a gestire. Rizzuto centralmente da Porcelli, finta di corpo e palla in avanti. Profeta con il tocco per Pellegrino, 1 contro 1. Pellegrino salta nettamente un avversario, va in mezzo, allontana molto bene la difesa del Team Calcio, poi prova ad uscire Balsano che evita il primo avversario, subentra Parisi, forse c'è stata una deviazione, no, si riparte dal fondo, si riparte con il Team Calcio che può ripartire con il suo portiere Raffaele D'Aquila. Tantissimi 2010 in campo per la squadra bianco-blu di Mister Sampino, che si sta affermando nel passare degli anni come una realtà molto solida, molto ben strutturata del calcio giovanile palermitano e regionale. Qui intanto la giocata in avanti con Profeta che viene anticipato, poi Trapani tagliato fuori, conclusione di Composto sopra la traversa, cerca di impattare sulla partita uno dei due subentri
a disposizione di mister Sampino. Sta cominciando a far muovere alcuni effettivi della sua panchina. Qualità per farlo, fallo! Invece Alessandro Mazziotta, allenatore, la formazione under 15. Intanto pallone allontanato, Rizzuto, l'arpione a centrocampo, cerca di uscire palla al piede, salta il primo avversario, salta anche il secondo, c'è il fallo, il primo probabilmente quello di Crocilla, mentre butta via la punizione. Queste nicchiate li dobbiamo fare! Qui probabilmente un errore nel fermare il gioco da parte del direttore di gara, visto che il Palermo aveva già rimesso in gioco la palla. Forse la scusante legata al fatto che il Palermo ha battuto in una posizione non adeguata e quindi andava sicuramente in questo senso ripetuta. Giusto, è giusto. Dammi, abbassati. E allora punizione per il Palermo con la battuta tesa che diventa un tiro, sorvola la traversa. Questa conclusione da parte di Cataldi. E allora ad Aquila. Superati i primi 11 minuti del secondo tempo, ci avviciniamo al rush finale di questa prima semifinale del torneo. Va giù Guarino, punizione Palermo, sotto gli occhi di mister Mazziotta. Ammonito Catanzaro, che qui cerca spiegazioni per questo provvedimento disciplinare. Milano, c'è qualcuno solo lì, veloce. Vedi chi è solo? Tutto il team calcio nella sua area di rigore, fatta eccezione proprio per Catanzaro, che si mette in barriera. Palermo che manda 6 uomini nell'area avversaria. C'è il fischio. C'è anche la battuta di Cataldi, questa volta verso l'area di rigore, allontanata Non la perdere te. dalla difesa del team calcio. Questo prova a spingere la ripartenza con Catanzaro. Lancio in avanti, colpo di testa di Trapani, poi controlla Pellegrino ma lo fa male una volta tanto. Da questa parte da me. Fermato però Nicolosi, prova a imbastire ancora il team calcio con questa palla lunga, solo maglie rosa in quella zona. Alessio! Ma perché non Di testa Guarino, poi pallone allontanato, di testa ancora cerca la giocata il team calcio con Ferraro, ma deve pensarci Nicolosi per ripulire la zona. Esce palla al piede Madonia, tocco per Parisi che spinge a sinistra. Parisi cerca il lungolinea per Rizzuto, alla fine viene fuori un 1-2 involontario con un avversario, arriva Rizzuto a calciare, fuori gioco. Fuori gioco di Rizzuto che si partiva oltre la linea sulla giocata tentata da Parisi. Pelle più esterno, Pelle! Matti, un passo dietro, passo dietro, Matti! Batte lungo d'Aquila. Il controllo di Trapani che poi appoggia per Rizzuto. Porcelli cerca di scucchiaiare all'indirizzo di Parrino, che però era ancora in fuorigioco. Guarino si sposta, gioca più centrale! Dai! Matti, siamo soli! Stretti! Tanto il solo Rizzo a muoversi in panchina per il Palermo. Al momento gli unici 2 cambi sono quelli effettuati da mister Sampino, che ha messo nella mischia Nicolosi e Composto. Qui proprio Composto che viene fermato, poi pallone giocato lungo da Madonia all'indirizzo di Parrino che lotta, si continua a giocare. Parrino finge di allargare il Pellegrino, lo fa adesso, va bene in chiusura Messina. Alimenta l'azione qui Cataldi che propone al centro, ancora spazza via la difesa del team calcio che però non riesce ancora a proporre un tentativo di reazione. Parisi prova a passare in mezzo a 2, fallo di Crocilla che chiede subito scusa. Mettiti davanti la palla! E allora punizione Palermo, va Profeta sul pallone. Emiliano va a saltare! Va a saltare! Si allontana anche Capitan Madonia.
vuole occuparsene il 10. Occhio Rafa! È il fischio dell'arbitro. La battuta di Profeta che cerca la porta, non la trova. Proprio all'alba degli ultimi 10 minuti, più recupero. Inizia Profe. Forza è tua. Battuta lunga qui da parte di Ferraro. Nicolosi cerca composto anticipato dall'intervento di Madonia che prova a ripartire lungolinea verso Parrino che stringe, viene chiuso. Torna Porcelli. Allora 8 al tentativo di ripartenza con la giocata da parte di Crocilla che strappa sulla destra, diventa improvvisamente un 3 contro 3 per il team calcio, chiude Trapani. Passaggio impreciso qui di Crocilla che ha avuto la chance di mettere in ritmo i suoi compagni. Allora occhio alla contro ripartenza del Palermo. Rizzuto con Porcelli, forse un po' troppo frettoloso, va da Parrino, rimontato da Spina che la mette in fallo laterale. Tanto Emiliano! Facci incontro la palla, non l'aspettare! Ci sono gli avversari in campo! Stiamo essere rimessa per il Palermo. Stai là, Devi! Stai là, Devi! Stai là, Devi! Veloce, Cambio rimessa. Arbitro. Va al cambio allora il Palermo dopo questo cambio rimessa. Con l'ingresso di Rizzo. Va fuori Madonia. esce 18. Anzi, non esce Parrino. Esce Parrino. Arbitro! Andrea, va a parlare a me. Vai a parlare a me, Andrea, tu pensa a divertirti. Arbitro, Quando va a parlare l'arbitro devi fare. Entra 17. E dentro Rizzo. Tu e lui. Matti. No, 1-2. Cambia niente. Rizzo si va a sistemare nello stesso spot del suo compagno. Quindi gioca in avanti con Profeta vicino a lui. Qui colpo di testa, poi subentra l'azione Porcelli, poi a cercare Rizzo. Anticipato, allora Pellegrino sulla seconda palla, cerca di inserirsi, lo fermano. In particolare Nicolosi su di lui. Allora prova a ripartire il team calcio. Balzano si propone composto. Ancora Balzano che perde forse l'attimo per servire i compagni. Allora si appoggia vicino. Nuovamente Balzano, verticale a cercare Catanzaro, lo trova anche. Poi Trapani con la spallata regolare per consentire l'uscita a Sciacca. Colpo di testa di Pellegrino a cercare la corsa di Profeta. Profeta all'1 contro 1, salta il primo avversario, vince anche il contrasto col secondo. Arriva Cataldi, poi Porcelli col dribbling, Porcelli al limite, cerca il sinistro, gli viene stoppato da Filoreto, poi Rizzuto, altro dribbling non riuscito, Palermo che però rimane in possesso, con Parisi, conclusione altissima. Pronto Flamia. esce 19, Porcelli. C'è il cambio subito nel Palermo. Flamia al posto di Porcelli che ha avuto l'ultima fiammata proprio nell'ultima azione con quel dribbling sullo stretto. Gli è mancato soltanto l'attimo giusto per calciare, quindi va fuori Mattia Porcelli. Dentro Tiago Flamia a 6 dalla fine più recupero. Mettiamoci davanti, Matteo! Davanti, così là! Il rilancio di D'Aquila spazza Cataldi dalle parti di Rizzo che cerca di dialogare con Profeta, non ce la fa. Allora ancora D'Aquila, ancora a rinviare lungo, ancora a cercare questa volta Balzano, quasi si ostacola con un compagno. Occhio qui alla disimpegno del Palermo un po' complicato, riesce in qualche modo Madonia a servire Parisi, poi Rizzuto, si gira, Madonia, Flamia, la palla gestita con il lancio, ottimo qui l'intervento da parte di Messina,
che però sbaglia il passaggio. Cataldi, Flamia in qualche modo la tiene in mezzo a due, ancora Cataldi che cerca di passare, lancia in avanti, il buco qui da parte di Ferraro, allora la corsa di Pellegrino, fermato però all'intervento di Crocilla, calcio d'angolo numero 8 per il Palermo. Va a saltare Andrea! Nuovamente Manuel Profeta, Salta! pallone sul secondo palo, Rizzuto controlla ma poco convinto in questo caso il numero 13, che dopo 3 minuti di gara ha colpito un incrocio dei pali proprio su una situazione di questo tipo, un colpo di testa da calcio d'angolo. Qui Parisi se la porta fuori, invita il suo allenatore a usare anche il piede debole. Tanto rilancio, però a prolungare Nicolosi senza successo, allontana in qualche modo Filoreto, Madonia di testa. Altro colpo di testa in avanti, cercato Balsano che forse accecato dal sole non la riesce a gestire, poi col fisico la tiene Catanzaro, si muove a destra composto, lo chiude Parisi, poi Trapani esce bene, palla al piede, resiste alla carica di Nicolosi, ancora Trapani che esce, palla al piede. Trapani in verticale, la palla esce sul servizio per Rizzo. Guarino viene, devi buttarti dentro. Cata, palla di là, devi giocare in linea con De Trapani. Tacca di Giovi, palla troppo su, Madò, Dani vieni giù, Dani. Rizzuto più centrale. La battuta dove interviene Rizzuto, poi pallone alzato da Filoreto, la rovesciata in avanti, poi altra chiusura, Catanzaro prova a intervenire, fallo di Flamia. Sali! Ehi! Tiago! Tiago! Arbitro! C'è motivo! Ale! Seconda è tua! 3 più recupero, Rizzo, alzi la palla! vedremo anche a quanto ammonterà l'extra time. Lasciali fuori! E la punizione per Filoreto, pallone che arriva in area, colpo di testa a mettere fuori, poi prolunga Rizzuto verso Flamia che non riesce a controllarla, vince il contrasto con Filoreto. Balsano non passa anche per la scivolata di Flamia, questo gli ha chiesto il suo allenatore, energia, grinta, contrasti. Punizione intanto per il team calcio, Balsano non controlla, poi arriva di nuovo sul pallone. Spina, buttati dentro, Tiago! salta Parisi fintando il cross, poi la palla arriva adesso, interviene Pellegrino, Flamia a lottare, Rizzuto vince il primo rimpallo, vince anche il secondo con un tocco di braccio secondo l'arbitro, allora punizione team calcio che adesso spinge. Tiago! Dietro! Tiago! La punizione ancora battuta da Filoreto, sempre verso l'area, sempre Trapani di testa. Poi pallone che arriva dalle parti di Crocilla, non riesce a controllare bene col petto. Ferraro con l'anticipo gli dà una mano anche Piazza. Poi chiusura di Profeta che recupera palla, subisce fallo, punizione, Palermo che respira. 100 secondi alla fine. Più recupero. Recupero, arbitro! Battuta in avanti da parte di Cataldi, colpo di testa a mettere fuori, poi Crocilla. 2 volte Crocilla scarica indietro a Filoreto che cerca di giocarle avanti ma la perde. Poi la scivolata di Filoreto dura, si continua a giocare, tocco di braccio, punizione. Punizione. Chiamato Rizzo alla battuta. Bueno, questa è l'indicazione del direttore di gara. Flamia lì vicino, ma dovrebbe toccare a Thomas Rizzo. C'è il fischio. Parte Rizzo! La chiude Thomas Rizzo e manda
molto probabilmente il Palermo in finale in questo secondo Memorial Carmelo Buongiorno riservato ai giovanissimi under 15. 2-0, gran calcio di punizione di Rizzo. Vince dunque la scelta di Mazziotta di chiamare Rizzo a calciare sopra la barriera alla destra di D'Aquila. 2-0 proprio allo scadere del 50°, quindi solo recupero da qui alla fine, ma è ardua per il team calcio. Quattro minuti di recupero, 4 minuti per tentare quella che sembra quasi una missione impossibile per il team calcio, che però va detto ha giocato un'ottima partita al cospetto della formazione rosanero, che qui spinge ancora con Rizzo, ingresso in area, palla in mezzo, non stringe sul secondo palo Pellegrino, la tiene però in campo il numero 7 Profeta, dribbla un avversario, ancora Profeta, calcia, deviato, no. Allora si riparte dal fondo, è andato via, sta per andare via il primo dei 4 minuti di recupero comandati dal direttore di gara. Qui D'Aquila con una palla rischiosa e infatti la perde Messina nel contrasto col solito Pellegrino. Bravo Messina a rientrare e la mette fuori, il 3 del team calcio. Tranquillo. Alla prossima palla fuori il Palermo effettuerà il suo terzo cambio, mentre cerca di giocarla Cataldi, pallone in mezzo, colpo di testa a mettere fuori di Crocilla. Poi Catanzaro per il servizio a Balsano, ottima chiusura e poi tentativo anche di ripartenza da parte di Guarino, che spinge a destra, resiste anche un paio di contrasti, bravo Guarino ancora a lottare. Prova Rizzo! Attaccalo, Rizzo, palla in avanti per Rizzuto, troppo lunga. Invia subito D'Aquila, controlla Cataldi. Cataldi spinge, palla per Pellegrino che riesce a mettere il piede prima degli avversari. Rizzo, ingresso in area, sinistro, ribattuto. Ancora Rizzo. Parisi fermato, poi Flamia evita un avversario. Flamia allarga per la corsa di Cataldi, chiude addirittura in attacco il Palermo. Cataldi con la palla messa in mezzo, un tiro cross molto insidioso. Ci sarà cambio per il Palermo, il terzo. L'ingresso di Albanese. Cambio che viene annullato. Si riparte con D'Aquila che lascia la battuta a Ferraro. Piazza, ancora Ferraro. Piazza, largo a destra per Spina. Poi Nicolosi allarga per la corsa di Messina. Catanzaro, stringe Catanzaro, poi cerca un compagno da servire, scivola però prima del passaggio. Rizzuto prova a passare, lo chiude Filoreto, fallo laterale. Con la mani andrà a Cataldi. La rimessa lunga in avanti, colpo di testa a mettere fuori da parte di Ferraro. Allora rimessa un paio di metri più in avanti per il Palermo, che dunque chiude addirittura in avanti la partita e si proietta verso la finale che si giocherà tra un paio d'ore. Il direttore di gara inizia a guardare il crono, stanno per scadere i 4 di recupero e sul rinvio di D'Aquila probabilmente fischierà 3 volte. E si continua a giocare. Catanzaro fermato da Rizzuto e adesso sì, arriva il fischio, arriva la conquista della finale del Palermo, che allora tra un paio d'ore, fischio d'inizio previsto per le ore 12, andrà a difendere il titolo giovanissimo under 15
conquistato nella scorsa edizione del Memorial Carmelo Bongiorno, battuto per 2-0 un ottimo team calcio, ottima prestazione da parte della squadra di Sampino, che si è però dovuta piegare al gol di Porcelli nel primo tempo e alla punizione di Rizzo proprio allo scadere del 50°. Noi ci fermiamo per qualche minuto, poi la seconda semifinale, quella tra Panormus e